Noi abbiamo da pensare anche ad una difesa del nostro Paese e quindi in questa ottica la costruzione di armi è necessaria. L'utilizzo delle armi è un'altra storia, perché noi dobbiamo assolutamente promuovere messaggi di pace. Nessuna esitazione per la segretaria generale della CISL Daniela Fumarola. Non è sensato sollevare una questione etica in questa fase, ha dichiarato. La priorità deve essere la salvaguardia del lavoro e la difesa del nostro paese. In quest'ottica la produzione di armamenti è necessaria. La leader della CISL interviene con chiarezza a margine della vicenda che coinvolge lo stabilimento Berco di Castelfranco Veneto, destinato alla chiusura da parte di ThyssenKrupp, e al possibile rilancio con l'intervento dell'azienda friulana Faber, che vede la trasformazione dell'impianto verso una produzione legata al comparto bellico, in particolare di ogive, una decisione che ha sollevato perplessità di natura etica. Fumarola distingue nettamente tra produzione e utilizzo delle armi, sottolineando la necessità di educare alla pace, soprattutto tra i giovani. E questo dobbiamo farlo a partire dalle scuole, perché non sono solo quelle armi che fanno male, sono le armi che fanno male e il poco rispetto della persona. Far comprendere soprattutto alle giovani generazioni il valore della vita, il rispetto della persona. Non è possibile assistere quotidianamente ad azioni di bullismo, ad omicidi, anche per delle banalità. Con l'approvazione definitiva al Senato della legge Sbarra sulla partecipazione si scrive oggi una pagina storica per il mondo del lavoro e per l'Italia. Il testo non ha subito modifiche ed è nato da una iniziativa della CISL. E laddove la partecipazione si è realizzata ha già portato risultati importanti in termini di rilancio dei salari, di produttività maggiore, di salute, attenzione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro.